Buonasera, le principali notizie. A Marsala emergenza idrica da più di una settimana, i residenti costretti a rifornirsi con le autobotti private, i disagi per la rottura di una delle condotte principali che portano l'acqua dei pozzi comunali. Scandalo CEFPAS per i magistrati di Caltanissetta. Il deputato regionale Gallo reclutava tramite il suo collaboratore ragazze pagate con contratti di consulenza del centro di formazione sanitaria. Tutti al mare nel fine settimana con temperature già estive. Vi portiamo alla spiaggia di Fontane Bianche a Siracusa, anche in Sicilia. Intanto è caro ombrelloni. C'è una nuova frode informatica. Falsi messaggi della banca segnalano pagamenti mai effettuati e invitano a chiamare numeri di telefono o a cliccare link per bloccare l'operazione. Ma si tratta di una trappola. A Catania, dietro le corse clandestine di cavalli, ci sono le stalle abusive nei quartieri del centro. La polizia salva e dà un futuro alla puledro Valentino e a 2 Rottweiler tenuti in catena e al buio. Calcio, manca poco l'annuncio ufficiale di Fabio Caserta al Catania per il tecnico calabrese, contratto biennale. Pallanuoto femminile, l'Orizzonte Catania batte Rapallo 6-19 e si aggiudica la gara 1 dei play-off scudetto. Eccoci, buonasera. E dunque a Marsala, emergenza idrica, i residenti sono costretti a ricorrere alle autobotti, a soffrire soprattutto il centro storico e le strutture ricettive, i disagi legati alla rottura di una delle condotte principali che portano l'acqua dei pozzi comunali. Laura Spanò. A Marsala è emergenza idrica, una situazione definita da tutti insostenibile. Mai così a lungo Marsala ha vissuto un disagio idrico di questa portata. Tutto questo mentre era stato assicurato che l'acqua sarebbe arrivata nelle abitazioni già da giovedì, ma ancora i rubinetti restano a secco. Le spiegazioni che vengono fornite parlano di bolle d'aria, problemi di pressione o zone servite per ultime. La situazione è definita drammatica dal punto di vista igienico-sanitario, ad essere penalizzato il centro storico della città, dove numerose abitazioni e strutture ricettive continuano a fare affidamento su riserve private e autobotti, una situazione che rischia di avere ripercussioni anche sull'immagine turistica della città nel periodo di maggiore afflusso di visitatori. Tra le testimonianze più significative è quella del titolare di uno dei ristoranti più conosciuti del centro storico, che attraverso un messaggio pubblicato sui social ha annunciato la chiusura del locale per il servizio di pranzo a causa dell'assenza di acqua. La situazione fotografa con chiarezza le difficoltà che stanno vivendo molte attività del territorio, costrette a fare i conti con un servizio essenziale che continua a mancare. E non va bene neanche a Lipari, dove i rubinetti sono a secco da oggi in alcune zone della principale delle isole dell'arcipelago eoliano, mentre monta la preoccupazione di albergatori e ristoratori per la stagione estiva. Alcuni residenti poi hanno fatto ricorso anche qui alle autobotti per poter avere l'acqua. Ieri sera sono stati i ristoranti del centro rimasti a secco e quindi chiusi, e i cittadini ora fanno appello al sindaco per trovare soluzioni immediate. A Siracusa è stato recuperato il cadavere di un 70enne che è stato ritrovato nelle acque di Santa Panagia. La vittima sembra stesse facendo immersioni in apnea. La Guardia Costiera sta cercando anche di ricostruire quanto accaduto. Veniamo allo scandalo CEFPAS. Il deputato regionale Gallo, indagato, secondo i magistrati, avrebbe avvicinato delle ragazze reclutate dal suo collaboratore che sarebbero diventate le sue accompagnatrici, pagate con contratti di consulenza attraverso proprio il centro di formazione sanitaria. Sentiamo Luca Ciliberti. E adesso spuntano pure i casting per assumere collaboratrici e accompagnatrici del deputato regionale Gallo afflitto, ovviamente pagate con i soldi del CEFPAS. La mangiughia senza fine del centro di Caltanissetta, finito nell'inchiesta della Procura, nelle carte pubblicate dal quotidiano La Repubblica, svela nuovi raccapriccianti retroscena sull'utilizzo disinvolto di consulenze e incariche gestite dalla cricca. Sembra che il deputato regionale di Forza Italia, attraverso un suo fidato collaboratore fotografo, avvicinasse giovani con la scusa di allargare la squadra politica, ma in realtà l'intento era molto diverso e le intercettazioni tra i due, con toni anche abbastanza espliciti, confermerebbero altri intenti. Un'altra inchiesta scuote i palazzi della pubblica amministrazione a Palermo, quella che riguarda l'istituto zooprofilattico. Secondo le indagini, un comitato di natura privatistica avrebbe intercettato fondi europei e regionali per utilizzarli indebitamente per retribuire consulenti vicini ad ambienti politici.
Dello stesso giorno del caso del CEFPAS c'è anche la situazione dell'Istituto Zooprofilattico di Remasa, e nell'ultima finanziaria si è cercato di mettere ancora 250.000 euro sempre per le assunzioni clientelari, quando sappiamo che là dentro è stata assunta anche la cognata di Caruso, ex coordinatore di Forza Italia, ora assessore alla sanità. Un quadro sconfortante, una corruzione sempre più dilagante. La conferma arriva anche dall'ultima fotografia scattata da Libera, che ha tracciato lo stato delle inchieste in Italia nei primi 6 mesi del 2026. In questo quadro allarmante, la Sicilia conquista il triste primato nazionale del malaffare. Una donna di Randazzo al 9° mese di gravidanza ha partorito in auto sulla statale 121 che collega Catania a Paternò, mentre stava raggiungendo l'ospedale Garibaldi Nesima, proprio per dare alla luce la bambina. Provvidenziale è stato l'intervento di un'ambulanza del 118 di Paternò e la professionalità dei sanitari che hanno aiutato così la donna a partorire. Bel tempo, prima domenica di giugno, tutti al mare. Vi portiamo nella spiaggia siracusana per eccellenza, quella di Fontane Bianche. Sentiamo Francesco Loi. Il caldo inizia a farsi sentire sempre di più. Nonostante tutto c'è chi lo sfida, dando priorità alla tanto amata Tintarella. Siamo al mare, la stagione è iniziata e quindi sì, viva il sole, l'estate e la bronzatura. Davvero bellissimo, io vengo dalla Germania. Vengo sempre qua per dell'estate. Nella prima domenica di giugno in Sicilia le spiagge sono affollate. Qui siamo a Fontane Bianche, ad una ventina di chilometri dal centro di Siracusa. Sul calendario non è ancora estate, anche se queste immagini dicono il contrario. Poi qua in Sicilia l'acqua è sempre bella, non si rinuncia mai al bagno. Siamo qua per la prima volta a Siracusa, tempo perfetto, mare perfetto, una favola. Anche la temperatura dell'acqua è sopra la media stagionale, al momento in Sicilia si aggira attorno ai 22 gradi. Così si approfitta per prendere una bella boccata di ossigeno in riva al mare e soprattutto tanto sole per una buona carica di vitamina D. Adesso che lei torna al nord, dal caldo sud, cosa troverà lì? La piscina. Ma attenzione, perché nei prossimi giorni si attende un nuovo anticiclone, il picco giovedì. Alta pressione dal vicino Atlantico andrà a interessare il Mediterraneo, con graduale rialzo delle temperature nei valori massimi. Sono possibili valori soprattutto nell'entroterra regionale fino a circa 32, 33, 34 gradi. E quindi la ricetta giusta per resistere al caldo potrebbe essere questa. Ma quanto costa andare al mare in Sicilia, visto che un ombrellone, 2 lettini e per la media appunto del costo è di 35-40 euro al giorno? Sentiamo cosa ci racconta Veronica Barbarino. Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare. Stesso mare ma prezzi diversi. In Sicilia andare al mare quest'anno costa un po' di più. Nel 2026 infatti tra ombrelloni, lettini e abbonamenti si registra un aumento del 4,3% rispetto all'anno precedente. Eppure la Sicilia rimane tra le mete più accessibili rispetto al resto d'Italia. Sulla costa ragusana, ad esempio, il rapporto qualità-prezzo resta competitivo. Per una postazione in prima fila si spendono in media circa 30 euro a fronte di un mare bandiera blu e servizi sempre più curati. Io tutta la vita Lido, amo la comodità di non dovermi portare nulla da casa, la comodità del lettino, il servizio istolo come quando vuoi. E per chi vuole risparmiare non manca l'alternativa, spiagge libere, ampie, con docce e servizi a poca distanza, ideali per tutta la famiglia. Noi veniamo da Militello in Val di Catania, il paese di Pippo Baudo. E niente, ci siamo organizzati perché appunto venire qui in questa spiaggia libera, quindi ombrelloni, insomma, sedie, sedioline per avere tutte le comodità. Non siamo per il lido. A volte ci sta il lido, però siamo più per la spiaggia libera. Non resta quindi che scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze e godersi il meritato relax.
Ci occupiamo di truffe e come difendersi dallo smishing, la nuova trappola informatica che corre sui cellulari. Attraverso un SMS l'utente viene informato di aver effettuato un pagamento anche di migliaia di euro e per bloccarlo deve urgentemente chiamare un numero o fornire i propri dati. Ma si tratta appunto di una trappola. Sentiamo Emanuela Corsi. Falsi messaggi che segnalano pagamenti mai effettuati, nei quali l'utente viene invitato a chiamare numeri o cliccare link per bloccare l'operazione. Si chiama smishing ed è uno dei nuovi sistemi di frode informatica che utilizza messaggi di testo per rubare dati personali o bancari. Chi risponde a quel messaggio anche cliccando è caduto nella trappola e lì inizia la truffa. Nei messaggi i cybercriminali utilizzano come intestatari aziende paytech come Nexi, carte di credito o peggio ancora gli istituti bancari. Nessun corpo di polizia vi chiamerà, nessuna banca o finanziaria vi chiamerà, nessun ente pubblico vi chiamerà, quindi sappiate che dietro quel messaggio ci stanno dei truffatori. Cosa fare quando si rimane vittime di questi raggiri? Agire tempestivamente, quindi denunciare con immediatezza, con tempestività quanto subito agli uffici delle forze di polizia o rivolgendosi ai nostri centri operativi di sicurezza cibernetica della polizia postale, per darci la possibilità di bloccare il conto di destinazione dove sono andate a finire le somme furtivamente sottratte, e agire tramite anche strutture di cooperazione internazionale se i fondi sono andati all'estero. Bloccare il mittente e segnalare l'SMS come spam è utile, anche se non si è caduti nel raggiro, perché contribuisce a limitare la diffusione di questi tentativi. A Catania, dietro le corse clandestine di cavalli, ci sono decine e decine di stalle abusive disseminate nei quartieri del centro. La polizia salva e dà un futuro diverso al cavallo Valentino e a 2 Rottweiler tenuti al buio e incatenati. Ci racconta tutto Lorena Dolci. Con l'inserimento del microchip da oggi lui è ufficialmente Valentino, un mezzo cavallo, figlio di un puro sangue e di un pony, età stimata 2 anni, passati in gran parte in questa stalla abusiva nel cuore di San Cristoforo, alle spalle di Via della Concordia. Dopo il sequestro da parte della polizia e i controlli dei veterinari dell'ASP avrà una vera e propria carta d'identità. Sta bene questo cavallo? Sì, sì. A dispetto delle condizioni generali di detenzione, perché non può stare così. Dovrebbe stare con altri cavalli come lui? Anche con la capretta. Oggi procederemo al sequestro e lo affideremo a un'azienda specializzata che comunque se ne potrà prendere cura in modo adeguato e in spazi e luoghi adeguati. E questa è stata la stalla di Valentino, questo è il nome del cavallo, vedete 4 metri quadri, c'è solo quella finestrella, poca luce, soprattutto poco ricambio d'aria e muri con questa superficie molto ruvida in cui il cavallo rischia anche di farsi male. L'obiettivo della Polizia di Stato è quello di evitare che possano essere impiegati in corse clandestine e poi ovviamente che possano somministrare dei farmaci dopanti e quindi un comportamento maltrattante nei confronti dell'animale e di conseguenza che può portare anche alla morte. Cavalli frustati a sangue, dopati e costretti a correre sull'asfalto in condizioni di estremo stress, tra scooter strombazzanti. Decine e decine le stalle abusive tra queste stradine strette. Ogni cosca ha una sua scuderia, un giro di scommesse. Le gare all'alba nei rettilini isolati sono soldi ma anche esibizione di potere. Questo è un calesse da corsa clandestina? Ma no, questo è da allenamento. I proprietari, 2 ragazzi molto giovani, rischiano sanzioni fino a 5.000 euro per varie violazioni, come rischiano anche i proprietari dei 2 cani, 2 Rottweiler che spuntano da un locale vicino, un maschio e una femmina ancora cuccioli, tenuti al buio, alla catena, affamati in mezzo ai loro escrementi. Abbaiano di paura, poi si fanno condurre docilmente nel furgone che li porta via. Anche per loro l'inizio di una nuova vita. Turno di ballottaggio per le amministrative, sono 3 i comuni in Sicilia che tornano al voto oggi e domani per eleggere i sindaci. Il più importante, anche unico capoluogo di provincia dell'isola chiamato alle urne, è Agrigento, il cui risultato poi sarà rilevante anche a livello regionale. Maglio Viola.
Urne aperte anche in Sicilia per scegliere i sindaci nei comuni che non li hanno eletti al primo turno. Nell'isola sono 3 i ballottaggi in corso, occhi puntati soprattutto sull'unico capoluogo di provincia, Agrigento, dove la sfida è fra il candidato del campo largo proposto da Controcorrente, Michele Sodano, che ha sfiorato l'elezione al primo turno ma non è riuscito a raggiungere il 40% dei consensi necessari, e il candidato di centrodestra Dino Alonge. Proprio il centrodestra però si presenta spaccato, la divisione nata al primo turno quando Lega e DC avevano presentato Luigi Gentile insieme con Sud Chiama Nord di Cateno De Luca non è rientrata nei fatti e si porta dietro uno strascico politico che dovrà essere affrontato a livello regionale la prossima settimana, anche alla luce del risultato che maturerà. Si vota anche a Bronte nel catanese, dove se la vedono Giuseppe Castiglione, candidato di Forza Italia appoggiato anche da liste civiche, e Giuseppe Gullotta, candidato civico di centrosinistra portato da Controcorrente anche in questo caso. Al ballottaggio anche Ispica nel Ragusano, dove il confronto sarà fra un candidato civico e ancora un candidato sostenuto da Controcorrente. Si tratta di Lucio Muraglie contro Serafino Arena. I seggi per il voto sono aperti domenica 7 giugno fino alle 23, lunedì 8 giugno dalle 7 alle 15. Lo scrutinio si svolgerà subito dopo la conclusione delle operazioni di voto e nel tardo pomeriggio di lunedì o massimo di sera si dovrebbero conoscere i nomi dei 3 nuovi sindaci e si potranno conteggiare anche i premi di maggioranza eventuali e dunque comporre i consigli comunali. Una breve pausa, poi la chiusura dei 3 giorni di festeggiamenti a Palermo per la pop star Dua Lipa. Fuochi d'artificio, balli super ospiti e polemiche a Palermo. La festa Villa Val Guarnera chiude la 3 giorni di nozze della pop star Dua Lipa e dell'attore Callum Turner. Per Palermo e Bagheria una grande vetrina internazionale. Marco Gullà. It's a little bit funny, this feeling inside. I fuochi d'artificio hanno chiuso la mega e blindatissima festa di Villa Val Guarnera Bagheria. Dopo il matrimonio di Londra, Dua Lipa e Callum Turner si sono sposati anche a Villa Val Guarnera. Tra gli ospiti anche Elton John, che ha dedicato una canzone ai 2 novelli sposi. Festa sigillata, anche se chi abitava vicino alla struttura ha comunque sentito in parte le esibizioni di Dua Lipa. Le polemiche però per alcuni titoli di tabloid inglesi restano. Ieri la presa di posizione della politica e delle istituzioni da Schifani alla galla. Ancora una volta assistiamo al ricorso a uno stereotipo tanto abusato quanto ingiusto, che riduce una terra complessa, moderna e dinamica a una narrazione semplicistica e offensiva, ha detto il sindaco di Palermo. Un matrimonio che però dall'altra parte avrà un ritorno decisamente importante in termini di visibilità e valorizzazione del brand Palermo. Per il capoluogo si tratta di un salto di qualità dell'ingresso ufficiale del ranking delle destinazioni wedding riconosciute a livello mondiale per fascino, qualità, lusso autentico, cultura e patrimonio. A Messina invece i festeggiamenti per 100 anni di Peppino Mazzullo, voce storica, pensate, di Topo Gigio, il pupazzo più famoso d'Italia. Tonino De Mana. Ma cosa mi dici mai? Bravo! La voce uguale, la risata identica, l'affetto pure. Peppino Mazzullo, messinese, storica voce di Topo Gigio, dal 1961 ha festeggiato il traguardo dei 100 anni. Lo ha fatto con la simpatia ed il sorriso di sempre, circondato dalla sua gente, nel suo storico palazzo di Santo Stefano di Briga, dove è nato e al quale è sempre rimasto profondamente legato. Ma lascia andare, non drammatizzare, ma strapazzami Dio. Simbolo dell'infanzia e della televisione italiana, con il suo tono di voce accompagnato dai movimenti del famoso pupazzo, ha unito generazioni diverse, strappando applausi e risate a crepapelle. Il sabato del villaggio di Peppino è stato allietato dai tanti presenti, dagli amici di sempre, dall'attore Leo Valli, attuale voce di Topo Gigio, e dal cantautore Franco Fasano. Ricco il buffet, con salumi, formaggi e pane, realizzato con grani particolari della vallata, immancabile la torta, in onore del centenario. Peppino, personaggio che grandi e piccoli conoscono e riconoscono, grazie soprattutto alla celebre frase: Ma cosa mi dici mai? Sì, Peppino, sei centenario. Ed allora?
Breve pausa e poi il calcio. Il Catania ad un passo dall'ufficializzazione del nuovo allenatore che sarà Fabio Caserta, e poi la pallanuoto femminile con un'altra vittoria dell'Orizzonte Catania. Per il calcio atteso nelle prossime ore l'annuncio ufficiale di Fabio Caserta al Catania. Il tecnico calabrese firmerà un contratto biennale. Sergio Colosi. Sarà un lunedì intenso, l'annuncio dopo riflessioni e confronti. Torna Grella in città, si riunisce il consiglio di amministrazione con i soci pronti ad approvare il programma e si attende l'ufficializzazione di Fabio Caserta sulla panchina del Catania. Scelto per le caratteristiche tecniche e personali, conosce l'ambiente con oltre 100 partite in maglia rossa-azzurra tra Serie A e B. Porta esperienza, 2 promozioni in cadetteria con Juve Stabia e Perugia e la recente salvezza dell'Empoli, ed è di prospettiva per un club per nulla scalfito nelle intenzioni dal secondo fallimento nei play-off. 2 anni di contratto con opzione per il terzo, il ciclo è pronto a partire. L'altro punto fermo è il direttore sportivo Fortunato Varrà, che saluta Napoli con un bagaglio ricco di sogni e ambizioni. Varrà conosce bene Caserta, i 2 hanno lavorato insieme a Benevento, battuta la concorrenza di De Giorgio, Tomei e Turati. Il modulo è 4-3-3 con un regista in mediana e un obiettivo scontato sul mercato: ringiovanire l'organico condizionato da numerosi infortuni. La differenza poi nelle motivazioni, e il duo Varrà-Caserta dimostra di averne già tante. Pallanuoto femminile, l'Orizzonte Catania batte Rapallo 16-9 e si aggiudica gara 1 dei play-off scudetto. Prova corale per le campionesse d'Italia in carica. Tonino De Mana. Nelle occasioni che contano, l'orizzonte c'è. Il 7 catanese batte Rapallo 16-9 e conquista gara 1 delle semifinali playoff scudetto in un palanesima come al solito gremito e festante. Prestazione corale per le campionesse d'Italia che mettono subito le cose in chiaro con una partenza fulminea ed un primo parziale da applausi chiuso con un perentorio 3-0. Vantaggio che incrementa anche nella seconda frazione, 3-2 il parziale, e che diventa incolmabile nel terzo tempo con un 6-3 che rende ininfluente il finale di gara, trasformato quasi in un allenamento. Giustini e compagni tengono botta infatti soltanto nell'ultima frazione, 4-4 per il definitivo 16-9. Tante le rossaazzurre a segno durante la sfida, con Via Cava miglior marcatrice con 3 reti, 2 gol a testa per Bettini, Tabani, Sevenic e Marletta. Nel tabellino dei marcatori entrano anche Halligan, Sbruzzi, Leone, Gagliardi e Cassarà. Archiviata gara 1, si pensa già alla seconda sfida che si giocherà lunedì 15 giugno alle 19:30 a Rapallo. Eventuale gara 3 sabato 20 giugno alle 19, ancora al Palanesima, circostanza che le terribili ragazze di Martina Miceli faranno di tutto per evitare, cercando di chiudere la pratica direttamente in Liguria. Prima di chiudere, un'ultima ora dell'ANSA, la Guardia Costiera Italiana è impegnata in queste ore con le autorità maltesi ad un'operazione di ricerca e soccorso in area maltese dopo il ribaltamento di una imbarcazione segnalata con migranti a bordo e persone in acqua. Un peschereccio presente in zona ha già recuperato 48 persone vive, mentre la Guardia Costiera ne ha recuperate al momento soltanto 10, ma purtroppo cadaveri. Ci fermiamo qui, grazie per l'ascolto e buona serata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.